Bene, signori, io direi di accomodarci. Signori e signore, grazie. Abbiamo raggiunto il numero legale e quindi vi pregherei di accomodarvi. Ringrazio tutti voi della vostra presenza in occasione dell'approvazione del parere che dovete esprimere sul rendiconto del 2024 e dichiaro aperta la seduta, passando la parola al segretario per l'appello. Prego, segretario. Non so se è la prima sua assemblea di sindaci, seconda, allora è già stata presentata. Prego, segretario. Grazie. Buongiorno a tutti. Come nella precedente riunione vi chiediamo cortesemente all'appello di rispondere con sindaco o vice sindaco, perché così controlliamo anche le deleghe che abbiamo ricevuto. Altivole. Arcade. Asolo assente. Borso del Grappa assente. Breda di Piave. Carano di San Marco assente, Cappella Maggiore assente, Carbonera, Casale sul Sile assente, Casier Presente Casale. presente. Sindaco. Vice sindaco. Vice sindaco. Vice, vero? Sì. Casier assente. Castelcucco. Castelfranco, Sindaco. grazie. Castello di Godego, assente. Cavaso del Tomba. Cessalto, assente. Chiarano, assente. Cimadolmo, assente. Cison di Valmarino. Codognè, Colle Umberto, assente. Conegliano, sindaco. Cordignano, Cornuda, assente. Crocetta del Montello, assente. Parra di Soligo, assente. Follina, grazie. Fontanelle, assente. Fonte, assente. Fregona, assente. Gaiarine, grazie. Giavera del Montello, grazie. È sindaco, vero? Sì. Godega di Sant'Urbano, Gorgo il Monticano, assente. Istrana, assente. Loria, assente. Mansuè, assente. Mareno di Piave, grazie. Masera, assente. Maserada sul Piave. Meduna di Livenza, assente. Miane, grazie. Mogliano Veneto, grazie. Monastiera, assente. Monfumo, grazie. Montebelluna, assente. Morgano, assente. Moriago della Battaglia, grazie. Motta di Livenza, assente. Nervesa della Battaglia, assente. Oderzo, assente. Ormelle, assente. Orsago, grazie. Paese sindaco. Pederobba sindaco. Pieve del Grappa, assente. Pieve di Soligo, assente. Ponte di Piave, sindaco. Ponzano Veneto, sindaco. Porto Buffolè, Possagno, assente. Povegliano, assente. Preganziol, grazie. Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, assente. Rivine Lago, Riese Pio X, assente. Roncade, assente. Salgareda, assente. San Biagio di Callalta, grazie. San Fior, San Pietro di Felletto,
Benedetto, assente. San Polo di Piave. Grazie. San Vendemiano. San Zenone degli Zelini, assente. Santa Lucia di Piave, assente. Sarmede, assente. Segusino, sindaco. Sernaglia della Battaglia, assente. Silea, assente. Spresiano. Susegana, assente. Tarzo, assente. Trevignano. Treviso, buongiorno sindaco. Valdobbiadene, assente. Vazzola, assente. Vedelago. Vidor, sindaco. Dill'Orba, sindaco. Vittorio Veneto. Volpago del Montello. Zenson di Piave. Zero Branco. Bene. Grazie segretario. Chiedo la disponibilità ai sindaci Masini, Bagliana e Rugolo da fungere da scrutatori laddove servisse. Grazie. Beh, grazie, ripeto, per essere qui presenti. Cercheremo di ottimizzare i tempi perché so che qualcuno ha anche degli impegni e quindi cercheremo, per quel che mi concerne, di essere sintetico. Vi chiedo una decina di minuti. L'Assemblea dei Sindaci di oggi è finalizzata alla presentazione del rendiconto di gestione del 2024. Presentiamo dunque le attività, i progetti e gli investimenti che siamo riusciti a pianificare e ad attuare l'anno scorso, senza tuttavia limitarci ad un campo visivo ristretto perché, e chi ricopre il ruolo di sindaco questo lo sa bene, il risultato ottenuto si origina e si concretizza grazie ad uno sforzo che richiede tempo, lungimiranza e costanza, ma soprattutto volontà e capacità di coesione. Insieme solo nell'ultimo anno, anno e mezzo, abbiamo messo a sistema risorse e necessità, celebrando assieme il completamento di opere di edilizia scolastica, viabilità e valorizzazione ambientale che rappresentano non solo un bene pubblico, ma il vero valore di una pubblica amministrazione che crea, intercetta ed agisce per fare in modo che l'oggi sia migliore e il domani lo sia ancora di più. Adesso passo la parola alla dottoressa De Gioia che ci illustra con alcune slide i numeri del rendiconto, anticipandovi che sperimentiamo per la prima volta un sistema di intelligenza artificiale, quindi io ho già avuto modo di vedere una presentazione prima in consiglio ed essendo per me stata la prima volta, credo sia anche un'opportunità che diamo a tutti noi perché è il futuro che comincia a farsi sentire. Quindi prego, dottoressa, lei la parola. Buongiorno a tutti, oggi vi presento il rendiconto 2024 della provincia di Treviso, realizzato con l'intelligenza artificiale ed il sottoscritto Avatar. Partiamo con il rendiconto analizzando gli investimenti negli ultimi anni. Come possiamo vedere dal grafico, seppur partiti nel 2017 con numeri prossimi allo zero, nel 2023 abbiamo raggiunto il volume più alto di investimenti in strade e scuole, pari a 54 milioni nel 2023, tenuto conto dei progetti PNRR, e quasi 20 nel 2024, al punto che abbiamo incrementato il personale che è passato da 240 a ben oltre 300 unità. Il tutto rispettando i tempi di pagamento. La provincia paga a 15 giorni e presenta un fondo di cassa al 31 dicembre 2024 di 68 milioni di euro. Infine, solo per citare qualche numero, per la viabilità sono stati manutentati circa 500 chilometri di strade per una spesa di 64 milioni di euro dal 2019 ad oggi, di cui 10 milioni nel 2024. Mentre sono stati dati contributi ai comuni mediante convenzioni di cofinanziamento per complessivi 17 milioni di euro dal 2018 ad oggi, di cui 1,5 milioni nel 2024, permettendo complessivamente la realizzazione di 29 rotatorie, 15 intersezioni, 49 piste ciclabili ed 11 interventi di manutenzione. Per le scuole sono stati ottenuti 35 progetti PNRR per 100 milioni di euro, di cui 23 già chiusi e 6 completati nel 2024. I progetti PNRR hanno permesso 13 interventi di manutenzione straordinaria, di cui una palestra, 5 efficientamento energetici, 16 interventi di miglioramento sismico e la costruzione di una palestra. Inoltre siamo passati da 2 milioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per le scuole del 2017 a 42
2 milioni di manutenzione nel 2023, grazie ai progetti PNRR, per attestarci a 12 milioni nel 2024. Ed un po' alla volta abbiamo finanziato integralmente il progetto del liceo artistico per ben 8 milioni di euro. Finanziamento completato con la variazione di bilancio in corso grazie alla vendita della partecipazione societaria in accanto per 3 milioni di euro avvenuta quest'anno. Ha ripreso vita a far data dal 2019, destinando a privati, imprese ed enti pubblici oltre 10 milioni sotto forma di contributi, di cui 2 nel 2024. In particolare per i privati e le imprese hanno riguardato la sostituzione di caldaie, gli impianti termici, gli impianti di fotovoltaico, fino allo smaltimento amianto. Mentre per i comuni rammentiamo i piani di classificazione acustica, l'illuminazione, le aree verdi, il miglioramento della segnaletica e le iniziative di educazione ambientale, uscendo finalmente dalla penuria finanziaria del 2017 e 2018. Quindi un rendiconto che, se guarda nello specchietto retrovisore, può solo dirsi soddisfatto di quanto ha restituito al territorio in termini infrastrutturali dopo essere passato per la cruna di un ago nel 2017-2018. Ottimo, concludiamo quindi con la chiusura del rendiconto 2024 complessivo. Il rendiconto chiude con 7 milioni di euro di avanzo disponibile per investimenti in scuole e strade. Io e la dottoressa De Gioia vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a scaricare il QR code della presentazione in PDF scannerizzando il QR code che vedete qui con il vostro cellulare, se siete interessati. Buona continuazione. Grazie, ringrazio anch'io la dottoressa De Gioia e il suo avatar per questa presentazione che oggi assume anche una connotazione di innovazione. Grazie veramente. I numeri che avete sentito sono numeri che riempiono d'orgoglio il sottoscritto, visto e ricordando anche gli anni di partenza. Ormai io mi avvicino al termine del mio mandato e quindi sono numeri che danno soddisfazione e penso di poterli condividere con chi capisce, cioè essendo anche sindaci sappiamo benissimo la difficoltà che incontriamo quotidianamente nel cercare di soddisfare le volontà delle nostre comunità, misurandoci con le disponibilità sia economiche di personale che accompagnano i nostri enti locali. Però, ripeto, credo che sia un momento di gioia e di soddisfazione da condividere con voi e nel farlo ho preparato anche un altro breve video che riassume un po' le attività più salienti che abbiamo fatto nel corso del 2024 e se la regia è pronta io manderei avanti anche il prossimo video così sintetizziamo. Pronti regia? Eccoci qua. Abbiamo circa 25 milioni di interventi nel comune capoluogo, che ricordo essere il primo polo scolastico della provincia di Treviso. Ricordo che la provincia sta investendo 112 milioni di euro sul patrimonio scolastico. Grande soddisfazione perché riusciamo a dare sicurezza a coloro che frequentano questa viabilità per motivi di lavoro, coloro che la frequentano per motivi di turismo. Abbiamo investito oltre 1 milione di euro per la riqualificazione delle aree verdi e del centro.
Colleghi e colleghe, la provincia siamo noi. Grazie, dai, abbiamo condiviso questi momenti di gioia, sono stati tanti quelli nel 2024, come avete visto, di taglio di nastri, frutto di lavoro fatto sinergicamente tra l'ente e provincia e i comuni rispetto ai quali abbiamo fatto dei confinanziamenti. Apro una parentesi, anche l'applicazione dell'avanzo che avete visto essere da 7 milioni e 2 vedrà 1,5 milioni destinato a chiudere quei accordi di programma dove i lavori sono già stati realizzati, e ringrazio i sindaci che hanno anticipato e pazientato fin tanto che la provincia ha avuto le risorse per onorare quell'impegno che si era preso ancora qualche anno fa. Per riassumere un po' quel video che avete visto, per chi magari non era coinvolto direttamente, sono lavori fatti sull'edilizia scolastica e c'era il Ca del Galletto, la nuova succursale, l'Ittis Barsanti di Castelfranco Veneto, il Galilei e il Pittoni di Conegliano, l'efficientamento del Sansovino e del Cerletti di Oderzo, l'ampliamento del Planck di Villorba, il Casagrande di Pieve di Soligo, che è un intervento da circa 10 milioni di euro, l'Einaudi Scarpa al Mafioli di Montebelluna, la nuova sede della città della Vittoria di Vittorio Veneto, che questo è un intervento che ci ha dato soddisfazione perché è stato chiuso con un anno d'anticipo, e questo rispetto alla edilizia scolastica. L'altro ambito sul quale siamo direttamente coinvolti è quello della viabilità, e qui i cofinanziamenti con i comuni per realizzare rotatorie, piste ciclabili e piste ciclopedonabili hanno visto realizzare la rotatoria di Villorba sulla SP 92 a Ponte di Piave, a Valdobbiadene, a San Biagio di Callalta, ma anche opere come a Carbonera, a Silea, Oderzo, Moriago della Battaglia e tante altre. Altri interventi di messa in sicurezza e di manutenzione di somme urgenze sono stati posti in essere in quel di Asolo, Fonte, piuttosto che Sarmede, San Pietro di Feletto, sul Cansiglio, a Cison di Valmarino. E altre attività in corso sono quelle rispetto ai ponti, risanamento e consolidamento a Farra di Soligo, a Pieve, a Cornuda, a Susegana, e progettazioni di cui il più importante è il nuovo ponte sul Monticano a Motta di Livenza. Altri contributi sono stati destinati alla riqualificazione di sistemi di illuminazione, di impianti sportivi, per un cofinanziamento le cui liquidazioni sono in corso per 33 progetti che consentono di risparmiare 200 tonnellate di CO2 all'anno. Sono investimenti importanti, quelli sul verde anche. Abbiamo visto il Parco delle Api di Mogliano, quel gesto lì che facevo era una semina alternativa, perché si mette il seme dentro una palla di terra e la si lancia, dove nasce il fiore e l'ape poi impollina, vero Sindaco? E quindi, insomma, è stato un anno impegnativo sotto tanti punti di vista, per le questioni che riguardano anche i sindaci, no? Abbiamo avuto tagli, abbiamo avuto aumenti, abbiamo avuto tante difficoltà, ma non ci siamo fermati e abbiamo sempre orientato la prevalenza delle nostre scelte sulle funzioni fondamentali, e quindi ambiente, viabilità ed edilizia scolastica, e continueremo anche su questi indirizzi. Avanzo, oltre 1,5 milioni, avrà 1,2 milioni sulla viabilità, e non è molto, siamo consapevoli, così a 4,5 milioni sull'edilizia scolastica, che, se è vero che l'aver intercettato 100 milioni ci consente di ripristinare, di efficientare tutti i plessi scolastici, è altrettanto vero che quando cominci a mettere mano su quelli un po' più datati, qualche variante o variabile la si trova ogni santa volta, e questo comporta un continuo rimpinguare soldi con sostanze proprie della provincia di Treviso. Però l'indirizzo è quello di non perdere neanche un euro e di cercare di essere coerenti. Sul liceo di Treviso, come avete visto, abbiamo accantonato tutte le risorse, ci abbiamo messo quasi 3 anni, ma ormai è addirittura d'arrivo anche la gara per quel cantiere. Sì, credo che la progettazione esecutiva debba essere conclusa entro luglio, e conseguentemente poi abbiamo le risorse per mandare in gara anche quel cantiere. Ne rimane uno sul quale stiamo lavorando, ed è lo Scarpa di Oderzo,
dove abbiamo candidato la progettazione al demanio. Sembra che la cosa si stia un po' prolungando, però insomma a piccoli passi stiamo andando avanti, senza contare poi alcuni servizi per i comuni che non vedono magari un'erogazione diretta di fondi, ma la stazione unica appaltante penso sia un servizio di cui tutti i comuni di Treviso ormai godono come servizio, ed è una delle stazioni, anzi la stazione più qualificata in Italia per numeri e per il buon fine di ogni singola gara. Siamo citati un po' ad esempio da uno studio universitario, così come la graduatoria degli idonei, gli albi degli idonei, credo che sia stato uno strumento utile alle amministrazioni, ancorché magari con la turnazione oggi del personale sia un po' difficile stabilizzare o fidelizzare dipendenti all'interno degli enti locali. È un'occasione per me per ringraziare tutta l'amministrazione provinciale, dai consiglieri che mi affiancano in questa ruolo amministrativo, alla parte tecnica, dal direttore al segretario a tutti i dirigenti. Abbiamo avuto il pensionamento di un dirigente storico, ma è stato sostituito degnamente dall'architetto Pavan in questa sua prima assemblea di sindaci, il quale ha ereditato un settore, quello della viabilità, abbastanza impegnativo. Lui si rimarica sempre che nel confrontarsi col sottoscritto sia per chiedere dei soldi, anche prima, vero architetto? È il ruolo che le compete. Noi con questo spirito continueremo a lavorare a fianco delle comunità, a lavorare al fianco vostro, e sono a presentare questo rendiconto nella speranza di portare a casa il vostro parere positivo. Io mi fermerei qui con la presentazione, che ho cercato di sintetizzare al massimo. Se ci sono interventi, a voi la parola. Prego, Sindaco Mares. Abbiamo un microfono, sì. Sì, per complimentarmi ovviamente per il lavoro svolto, ma mi sembra non sia una novità da questo punto di vista, ma solo per puntualizzare una cosa che secondo me non è più procrastinabile rispetto a quelle. Abbiamo visto molti interventi ovviamente in scuole, in strutture anche di notevole importo, e poi di contro noi ci troviamo con una strada, con una provinciale che ovviamente ha una buona viabilità, cioè è particolarmente trafficata, che è chiusa a senso unico alternato perché si è in attesa di trovare, così mi diceva il suo staff tecnico, le risorse per poter intervenire. Evidentemente, chiaramente, questa, non sto buttando la croce addosso alla provincia, evidentemente, ma più che altro sto ponendo un problema che è quello che secondo me non più procrastinabile di un ritorno alle origini rispetto a quella che è la posizione della provincia, ossia ente di primo livello, e con annesse ovviamente le risorse che competono effettivamente alla provincia. Credo che non sia da paese civile il fatto di dover attendere mesi per poter fare un intervento che sia adeguato e permettere ovviamente una viabilità adeguata, anche perché noi sindaci siamo con l'elmetto in testa e sappiamo perfettamente che il cittadino non va da nessun'altra parte se non dal sindaco a lamentare il problema. Il cittadino non guarda se la strada se la viabilità è di competenza della provincia, dell'ANAS o di non si sa chi altro, vengono dal sindaco e rompono le scatole al sindaco. Grazie. Grazie a te, Sindaco. Altri interventi? Sindaco del Comune Capoluogo. No, semplicemente per ringraziare per il grande lavoro svolto. Ringrazio anche gli uffici. Preferiamo la dottoressa De Gioia dal vivo che non l'avatar. Anche a me. Però è bello anche questa
sperimentazione di queste nuove tecnologie, però il ringraziamento più importante è per gli obiettivi politici che come provincia siete riusciti a cogliere, nonostante tutte le difficoltà dell'inquadramento dell'ente provincia vi mette mettendovi i bastoni tra le ruote, insomma, su un processo di sviluppo territoriale, però la sensibilità nei confronti della sicurezza stradale, dei plessi scolastici e dell'ambiente credo che vi abbiano sono obiettivi che avete centrato tutti nonostante le difficoltà, e quindi io non posso che esprimere la grande soddisfazione. Ringrazio anche tutti i consiglieri provinciali che poi sono amministratori nei nostri comuni, che portano avanti con grande equilibrio una politica di distribuzione territoriale delle risorse nel migliore dei modi. Quindi grazie davvero, grazie anche per lo sforzo, questo ci tengo personalmente, che come provincia state facendo per il liceo artistico, perché è uno sforzo importante, un percorso che nasce circa 3 anni fa con l'acquisizione dell'immobile, e credo che con oggi otteniamo davvero qualcosa di importante per i ragazzi della provincia, quindi esprimo massima soddisfazione e ringrazio il presidente, il direttore, il segretario e tutta la struttura provinciale per il grande lavoro svolto. Grazie Sindaco. Altri interventi? No, vedo altri interventi e già poco a che fare con i sindaci perché molto sintetici. Grazie veramente. Se non ci sono altri interventi, io prima di aprire la votazione che andrà nominale, come facciamo? Facciamo come l'altra volta? Prima i contrari, eventuali astenuti e gli altri tutti favorevoli. Vi ringrazio anche dell'osservazione del Sindaco Mares che nella viabilità vede una criticità ancora importante a livello provinciale, sia in termini di manutenzioni, sia in termini di programmazione, progettazione e realizzazione di nuove opere. Qualche risposta siamo riusciti a darla grazie alla collaborazione dei comuni con il bando viabilità a cui facevo riferimento prima e in parte ancora da saldare da parte della provincia, però stiamo saldando adesso quei comuni, come dicevo prima, che hanno fatto, realizzato ed anticipato i soldi, con gli altri stiamo dialogando in modo tale di andare avanti di pari passo. Ci vorrebbero risorse che passano attraverso una programmazione a livello statale, una riforma che ancora non arriva, siamo a 11 anni dalla legge del Rio, ciclicamente a livello nazionale si parla della riforma e poi per un verso o per l'altro subisce sempre un rallentamento. È opinione comune anche politica che il tema delle province debba essere un tema da affrontare e riportare l'ente ad avere quell'autonomia finanziaria oltre che decisionale che gli era propria. Ricordo, forse è sfuggito un attimino, ma nel gap tra i soldi di entrate proprie che ancora noi diamo alla provincia cuba 27 milioni di euro, e quindi avessi a disposizione 27 milioni di euro credo che noi potremmo farne di interventi anche con realizzazioni di opere molto importanti. Oggi va così, la politica ci sta ragionando. Adesso si sta ragionando sulla riforma del testo unico e vi è ancora un po' di discussione se ancorare la riforma delle province al testo unico o farla proseguire su un binario a parte, perché questa è una delle sollecitazioni che arriva da coloro che propendono per riformare l'ente, che tra le altre cose non deve portare con sé solo ed esclusivamente l'elezione diretta o di primo livello, ma dovrebbe portare con sé anche una normativa chiara che assegna alle province le funzioni alle quali insomma dare risposta e conseguentemente anche le risorse. Però siamo ancora qui dopo 11 anni. Quindi grazie signori, è aperta la votazione, se non vi sono altri interventi. Allora partiamo al contrario. Voti sfavorevoli o contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Conseguentemente tutti i voti favorevoli e io sono veramente contento. Mi dicono di alzare la mano che facciamo una foto che è bella da vedersi e così. Va bene così? Signori della comunicazione, va bene. Ok, grazie veramente anche per la sintesi ragazzi, complimenti. Adesso noi torniamo su a chiudere il Consiglio provinciale ed è l'occasione anche per augurare buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie.
Auguri, grazie.